No, I'm not a writer. Cane pericoloso, andiamo a fare un giro in giardino, Andiamo in giardino, dai, vieni. Qual è il nostro giardino oggi? Ah, è un buon giardino. Noi siamo già passati prima a farci il giretto qua. Vero Emmy, digli che se vuole questa chiesa qua è veramente bella. Adesso stranamente è chiusa, no? Guarda, è rilassante, ti fai la passeggiatina qua intorno. Vai, brighi, non la puoi girare perché era chiusa e vai di là, c'è il cimitero. Cazzo che se non piove è tragica, veramente è tragica se non piove. All'abitazione, ciao abitazione, Amy. E qui dietro c'è il cimitero. Sì, che silenzio, silenzio tomba proprio, sì. Noi andiamo avanti. Alla fine il castello, mi sono ricordato, ero già passato per vederlo, ma c'era il castello chiuso perché quello è un castello che usano per fare matrimoni, feste, tutte quelle cose lì, no? E allora ho detto, se dormo lì mi chiudono dentro, no? Meglio di no. Cavolo, cane, cosa hai visto? Cosa guarda quel cane? Cosa punti? C'è niente, non c'è. È una specie di discoteca qua vicino che fa robe tuns tuns tuns. E a me piace invece star qua, fare queste cose, per vedere i castelli, i borghi, i boschi. Sì. Ti sei buttato giù, cane, sei stanco? Perché oggi abbiamo fatto le cose. È stanco il cane pericoloso, hai visto? Vabbè. Io ho un po' di insonnia in questi giorni, non ho voglia di andare a dormire. Adesso si sta alzando un po' di arietta. Senti che bene. Senti che bene. Non so cosa fare domani, che sono stanco, ma ho fatto fare la notte in bianco 2 zanzare, mamma mia, ho scoperto dove mi vengono dentro tutti gli insetti, dalla cappa della cucina, quella con la ventola, no, che aspira fuori. Mannaggia, e io non ho dormito per quella zanzara, qua almeno non ci sono zanzare, quindi stanotte si dorme. Vado a dormire, domani avrò la vista della chiesa qua. Sarà meglio il castello, però vabbè, dopo mi tocca stare là dentro chissà quando, fino al prossimo matrimonio. Vado a dormire, ciao notte, ciao, tush, hello, bye, sayonara. Ogni tanto penso a una compagna, cioè se sto bene da solo oppure se mi dovesse servire qualcuno, non lo so. Sono stato fidanzato fino a quando ero un ragazzino, ho avuto storie molto lunghe, 8 anni, 4 anni, 4 anni. Poi vabbè, ho conosciuto tante persone negli intermezzi, però veramente, dopo l'ultima poi io veramente sto scoprendo di star da Dio da solo. Cioè ti sale magari a volte un attimo il pensiero, ma dopo ritiri fuori anche il pensiero di come effettivamente si stava quando si era in compagnia, no? E dici, ci sono i pro e i contro. Vai a rischiare di trovarti in situazione dove hai molti più contro che pro, nella serie un 99% contro, 1% pro, e allora capirai che dici quanto bene sto. Che poi portarmi via una in camper, c'ho tutta la mia roba, ci vorrebbe un'altra zingara col suo camper, ognuno nel suo, che cazzo culo, è una cosa intima il mio camper, c'ho tutte le mie robette, cioè, mi viene già male al cuore se qualcuno ci sale. Faccio tutto coi miei tempi, cioè tipo io ho il desiderio di star qui seduto mezz'ora, 3/4 d'ora, quel che era, a far niente, ascoltare le cicale, la musica in lontananza, e lo posso fare senza quella sensazione interiore di sentirti in colpa comunque quando fai qualcosa che non è desiderata neanche dall'altra parte. Giustamente ognuno è fatto a modo suo, magari dice magari l'altra persona vuole andare avanti, vuole fare il giro, sì, certo sono cavolate quelle che sto dicendo, non sono certo queste le cose importanti, chiaro, però mi è venuto in mente, l'ho detto.